Il Veneto si conferma tra le regioni più dinamiche nei consumi di fine anno. Secondo le ultime stime dell'Ufficio Studi di Confartigianato, a dicembre la spesa delle famiglie raggiunge i 2 miliardi 267 milioni di euro, pari all'8,5% del totale nazionale. Il ruolo dell'artigianato è centrale. In Veneto il 37% degli addetti opera in settori direttamente legati alla domanda delle festività. Sono oltre 30.000 le imprese artigiane coinvolte, con più di 107.000 addetti nei comparti del cibo, della moda, del legno arredo e della manifattura artistica. In questo contesto, Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale. Ma noi speriamo che tutti i cittadini del Veneto, delle nostre province, vadano ad acquistare prodotti artigiani, perché sono prodotti di qualità, tanto che questi prodotti recentemente sono stati anche riconosciuti dall'UNESCO, quindi motivo maggiore per andare ad acquistare e consumare prodotti italiani, da quello che riguarda l'enogastronomia piuttosto che tanti altri prodotti come regali. A livello territoriale Padova guida la spesa con 427 milioni di euro, seguita da Venezia e Treviso. Il comparto alimentare resta il motore principale, sostenuto anche dall'export, che nei primi mesi del 2025 mostra segnali di crescita, soprattutto nei prodotti dolciari. Sempre più in voga anche i servizi alla persona. Quello che è il consumo di prodotti, quindi di servizi, in questo caso che riguardano la persona, anche in questo caso bisogna andare da figure professionali che abbiano fatto dei percorsi, che abbiano una sede, che siano regolari in tutto. Ecco perché gli artigiani rappresentano questa regolarità e questa capacità di fare servizi di alta qualità e quindi che sappiano valorizzare il loro prodotto, ma soprattutto dare una garanzia alle persone che ne usufruiscono. Questo è importantissimo per la qualità della vita che tutti noi vogliamo.